Bene, allora con noi al commento della partita abbiamo Pietro Martini del Montecchio Precalcino, al quale giriamo subito la domanda: ma che soddisfazione fare il gol, anche all'ultimo, eh? Beh sì, è sempre, cioè anche se diciamo che quel risultato c'entrava poco, però per me è il primo 1-2, quindi soddisfazione fortissima. Esatto, anche perché è una bella azione, poi Sì. giocata fra te e Graziani, insomma due giovani, quindi bene, veramente, effettivamente è stato bello anche per noi esultare, insomma, gol della bandiera, Sì, sì. importante farlo, importantissimo. Diciamo che la partita non si è messa bene dall'inizio, forse la mancanza dei due giocatori titolari ha pesato. Sì, sono due assenze importantissime, come Franco e Davide, e di sicuro hanno contribuito, ma soprattutto anche l'aspetto mentale non ci ha dato buoni risultati perché siamo proprio crollati già dal primo tempo e poi il secondo è stata disfatta. No, effettivamente, anche guardando un po' la partita, non c'è stato uno strapotere del Tiene, però quasi tutte le occasioni che hanno avuto sono riusciti a realizzarle, quindi più lucidità forse, questo taglia le gambe, c'è poco da fare. Noi venivamo qua che sapevamo che il TN era una squadra ben formata e anche in Coppa Italia e all'andata abbiamo sempre Sì, è perso, stata dura. quindi diciamo siamo venuti qua con la testa alta e siamo usciti purtroppo sconfitti per la quarta volta, però sempre anche noi testa alta. Eh beh, certamente. Comunque in bocca al lupo per le prossime gare Grazie e mille, buon proseguimento di grazie campionato. mille. Ciao, Ciao. arrivederci.